en Copera, come sappiate, che ho pausi parlare di luce che aveva di lupois. E allora sape che in copio, quando ero giovane, che ragazzi, in carro, avevo trovato una specie di pistoletto, cenantres, a Castelnau. E aveva detto a mio padre, di che è quella specie di pistoletto, di che è quella specie da fare. Mi diceva che è una specie di pistoletto per fare poco di luce. E evidentemente, demandare un'esplicazione di suite a mio padre, di che era qua per fare poco di luce che il pistoletto. E non diceva in Copera, sapeva che il lupo era l'ennemi delle fedos. E che il mondo pas di, aveva pas de pezzi bien bellos, ni mai res, e che le fedos le mettevo tanto di un costato, tanto dell'altro, ma le dintravo pas cada sera, se mancavo, e di qua c'era un po' luendo a bordo. E aveva una specie di stolù, sur due rodas, che me li desplaçavo, come podio, o de qua bien suben a braces, e che lo mettevo la nuit al mieto del tropel delle fedos. Le fedos erano abituados, per eso che demoravo il tour dello stolù. E los postrecci che voglio dire, perché sono ancora dei cose giovani, cuciavo qui, dinco che lo stalù, per guardare il tropel de fedos. E se uso le fedos, che prende su poco chi con, attappavo quel pistoletto, che aveva da morsa che si metteva di su, e che si metteva a far pettare il pistoletto per farlo pau al lupo. Ma malheureusamente, mon paure père mi diceva, il y a de qua che le paure postrecci, de qua c'avevo meme più pau che il lupo quando qua petavo. Perché avevo paura che il lupo demoresse che portia a sapà e che facesse un grande dégât alle fedos. Ma per questo che aveva una certa efficacità.